Ben ritrovati cari telespettatori. Allora, affrontiamo, come facciamo noi spesso periodicamente, delle tematiche di carattere sociale che sono molto importanti, a volte direi anche urgenti, da comprendere, perché arrivano le notizie, siamo bombardati da notizie anche allarmanti, quando parliamo, come vedete l'immagine alle mie spalle, di baby gang, di bande di ragazzi, ragazzini, minorenni che compiono dei gesti allucinanti di violenza nei confronti dei loro coetanei o anche di persone, di coppie, di persone adulte, di persone anziane, insomma abbiamo visto di tutto e di più. Ci si allarma al momento, in quel secondo preciso, è sconfortante e poi basta, si passa a un'altra notizia, ad altre cose, alla vita di tutti i giorni, ma bisogna un attimo fermarsi, fare due considerazioni e riflessioni. Noi per questo abbiamo invitato la dottoressa, che mi fa sempre piacere avere qui in studio, Marisa Galbussera, grazie di essere qui con noi, grazie. Psicanalista, docente IUSVE, con una grande esperienza in quest'ambito, e esperienza concreta, cioè tocca con mano quello che succede. E io con lei, dottoressa, volevo partire proprio da fatti di cronaca che troviamo sui giornali, che sono estremamente reali queste situazioni. Lei mi diceva, provincia di Padova, ci sono dei comuni dove, ci racconti? Ci sono dei comuni e sono più diffusi di quel che si pensa, sicuramente io faccio parte della Commissione Pari Opportunità, possiamo anche nominare la cittadina del comune di Selvazzano, e proprio con la vice sindaca e all'interno della commissione si è discusso spesso di queste bande giovanili che si spostano, di solito provengono da altre cittadine limitrofe, si muovono in gruppo, in banda appunto, secondo una logica di massa, sono gruppi anche abbastanza numerosi, e anche in pieno giorno assaltano e maltrattano e comunque rubano, sottraggono portafogli. Quindi fanno atti, commettono dei reati? Assolutamente. Quindi non è che solo spaventano? No, assolutamente. Anche in pieno giorno, l'ultima di cui parlavamo proprio in uno degli incontri, un giovane di 16 anni è sceso alla fermata dell'autobus a Tencarola, stava rientrando a casa all'1 del pomeriggio e si è ritrovato circondato da questi ragazzi anche più giovani di lui, che con il coltello alla mano gli hanno intimato di consegnare il portafoglio. E ovviamente in pieno giorno? In pieno giorno, venerdì all'1. Alla fermata dell'autobus? Alla fermata dell'autobus sulla chiesa, sul sagrato della chiesa di Tencarola, quindi in un posto dove passano continuamente delle persone. Altri luoghi che capita spesso di individuare, che sono sede di queste bande, sono per esempio i parcheggi dei supermercati, le zone in cui come dire, si possono rintracciare delle persone che all'uopo possono essere assaltate, derubate, spaventate e anche malmenate, perché anche questo leggiamo spesso. Quindi bisogna anche un attimo stare attenti. No, bisogna stare molto attenti, perché a volte magari vedi questi ragazzini, queste cose qua, puoi sottovalutare la cosa proprio perché vedi che sono giovani, sì. E invece no, perché sono massa. Beh, esatto, e del resto abbiamo visto, mi è capitato di fare alcune altre interviste proprio su questo tema, non ricordo se fosse all'altro supermercato grande che c'è in strada Battaglia, in cui delle ragazzine hanno accerchiato una giovane, l'hanno riempita di pugni e calci e è finita in ospedale. Quindi questo fenomeno, ahimè, sta accadendo, accade molto spesso anche nelle nostre strade cittadine, per rubare il telefonino, per rubare il cellulare. Quando poi hanno tutto, perché ormai questi ragazzini, cioè non è che stiamo parlando dei poverelli, cioè hanno veramente tutto, lo fanno per il gusto di fare qualcosa di cruento, per filmarsi, non lo so. Ecco, questo è un tema sicuramente molto, come dire, cogente per quanto riguarda i nostri giovani, questa faccenda della tecnologia che ha spostato la scena dell'azione su un altro luogo che non è quello a cui noi, probabilmente anche lei, eravamo abituati, cioè la piazza, i luoghi di incontro, eccetera, eccetera. Tutto si svolge, perché tutto questo quasi sempre viene filmato e mandato in live.
Cioè ci sono addirittura, scusate se apro una parentesi, ascolto molti giovani con il mio lavoro, facendo la psicanalista, ascolto molti giovani che mi raccontano dei retroscena che neppure io conosco, non essendo proprio giovanissima. Tipo? Ci sono degli YouTuber che diventano famosi proprio perché come dire, in live riescono ad entrare, non faccio nomi e cognomi perché non mi va di fargli pure pubblicità, nei negozi, distruggono, spaccano, rompono e riprendono in diretta sul loro canale e diventano anche molto noti, famosi, con un sacco di like, di follower, ecco, molto famosi. E di solito le piattaforme fanno anche fatica poi anche a seguito di segnalazioni a bloccarli in breve tempo, proprio perché sappiamo bene che le azioni violente mostrate, messe appunto in rete, ottengono più risultati, sono più attrattive che non immagini o situazioni in cui uno fa del bene, no? La violenza attira sempre, lo sappiamo bene, lo sanno i produttori cinematografici, lo sappiamo anche noi. Le ragioni potremmo stare a parlarne a lungo. Sicuramente noi siamo fatti tutti di una parte che tende, diciamo così, verso il bene, quando va bene, e sicuramente una parte che invece tende alla violenza, all'aggressività, no? Questa parte di noi che normalmente cerchiamo di inibire, di tenere a freno, di rispettare le regole, di fare le brave persone, ma questo non va da sé, si costruisce con l'educazione, si costruisce con i valori, eccetera, eccetera. Ma può mai essere, dico che gruppi così importanti di minori, di ragazzini, di ragazzi, insomma, siano così senza valori, senza principi, così abbandonati a se stessi, che trovino anche un seguito da parte di altri che magari non commettono, però assistono, anche perché io dico che c'è una compartecipazione nell'assistere, nel non denunciare quanto si sta svolgendo davanti ai nostri occhi. Ma è possibile o c'è qualcosa dietro di più pesante, di più importante? Vedevamo prima un'immagine alle sue spalle, help, una richiesta di aiuto da parte, non solo da parte della vittima, ma anche del carnefice. Allora, non necessariamente in questo caso. Io tendenzialmente come dire, apro l'afflato a cercare di interpretare il disagio soggettivo come una richiesta d'aiuto, ma non credo che sia il caso di queste bande che rasentano la criminalità, o anzi possiamo dire che sono anche criminali, no? Perché minacciare qualcuno con un coltello oppure sottrarre denaro, cellulari, picchiare, eccetera, eccetera, sono bande che potremmo definire criminali. Non necessariamente questi ragazzi provengono da famiglie abbandoniche, da situazioni di degrado sociale, da gravi patologie psichiche o cose di questo genere. Quello che in realtà io credo che funzioni, che insomma anche nella letteratura è abbastanza accreditato, è il funzionamento a massa, si chiama così, cioè la forza del gruppo. Il gruppo tutti noi nasciamo in un gruppo, no? La famiglia è un gruppo, basta essere in 3 e abbiamo messo su un gruppo. Però esistono diverse modalità di funzionamento dei gruppi, nel senso che il gruppo, se funziona come dovrebbe farti evolvere, crescere, permetterti di individuarti, di avere un pensiero tuo, no? Se la famiglia funziona bene, il soggetto, per esempio, cresce e si individua. Esistono però dei modi di funzionamento del gruppo che si chiamano a massa, cioè proprio la massa, il gruppo massa, no? Un po' come immaginiamoci, che ne so, quello che può succedere in una curva dello stadio quando succedono anche, come è successo all'Eisel, che a un certo punto hanno cominciato a picchiare, farsi del male, scaraventare persone giù. La massa è molto 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 pericolosa perché Freud ha scritto un bel libro ancora nel 1921 dal titolo Psicologia delle masse e analisi dell'io, che è un libro datato ma
A differenza di quello che si pensa, non sempre le cose datate sono da scartare. Ci sono degli scritti di Freud che sono assolutamente sovratemporali, mi verrebbe da dire, cioè sopra la storia. Che cos'è il funzionamento a massa? Il funzionamento a massa consiste nel fatto che viene annullata la capacità di pensare in cambio della possibilità di ricevere sicurezza dal gruppo in cui io mi inserisco. E quindi in qualche maniera il funzionamento a massa azzera il pensiero, si produce una sorta di ipnosi collettiva che ammorba di sé tutti i componenti del gruppo e funziona esattamente secondo il funzionamento del in-group o out-group, o con me o senza di me. Quindi il gruppo a funzionamento di massa garantisce che cosa al singolo, ai singoli componenti? Garantisce sicurezza. Io sono tanto più sicuro quanto più aderisco all'ideologia portante del gruppo, che può essere religiosa, che può essere, che ne so, underground, controcorrente, sì, politica, eccetera, eccetera. C'è sempre una sorta di ideologia trascinante. Io entro in questo gruppo e mi trovo in uno spazio assolutamente protetto, il prezzo che pago è però di non poter A, uscirne, B, pensare individualmente. Cioè devo assoggettarmi a questa massa che si sposta come una specie di grande organismo per conto proprio. Però il singolo individuo ha una sua volontà, ha una sua coscienza, ha una sua educazione, una sua famiglia, cioè aderire così passivamente magari ci è entrato perché per omologarsi, per esigenza di omologazione, anche di sopravvivenza, poi gli scaturirà qualcosa, sto facendo qualcosa di estremamente pericoloso e grave, cioè circondo una ragazzina delle scuole medie e la stiamo distruggendo, che poi le resterà un trauma per tutta la vita, o no? Questo che... Allora dirò una cosa che non piace né a me né a lei né ai telespettatori da casa, sono sicura, ma che credo sia molto vera. Il funzionamento a massa non riguarda solo i giovani, eventualmente teppisti, piuttosto che ragazzi un po', come dire, con un po' di fragilità o che sono in cerca di un'identità. Riguarda in realtà intere nazioni, interi popoli e interi stati. Il funzionamento a massa è alla base di guerre, genocidi, terrorismo, eccetera, eccetera. Funziona un po' come l'affiliazione mafiosa, ok? Ora, mi risulta che abbiamo 2 guerre qui a 2 passi. A 2 passi, 2 guerre, in realtà di guerre ce ne sono in giro moltissime. Di cui non si parla. Io però penso, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, un genocidio a 2 passi di nuovo, una situazione oltre oceano altrettanto violenta e inquietante, perché i fatti ultimi di cronaca che sono accaduti con l'uccisione di Kirk vanno nella direzione del funzionamento a massa, perché questi soggetti, sia il ragazzo che ha sparato, sia Kirk, erano appartenenti a gruppi molto settari, molto, come dire, che funzionano secondo un meccanismo di questo genere. Quindi in realtà la nostra società funziona così e noi siamo imbevuti, intrisi assolutamente di violenza, non si può accendere un telegiornale, io ho figlia giovane, mi vergogno la sera ad accendere il telegiornale, mi vergogno in quanto adulta che mostra un mondo che non è cosa. Ma anche perché diciamo che c'è la selezione delle disgrazie che vengono propinate in poco tempo, per cui sì, crea angoscia. Sì, ma fatti gravissimi, certo, sì, sì, di violenza perpetrata e anche di falsità di situazioni, quindi in realtà questo funzionamento a massa è alla base del funzionamento della società. Okay? Il gruppo può trasformarsi in qualcosa di virtuoso qualche volta e si spera che sia così, ma per esempio i partiti politici quasi tutti funzionano in questo modo, tutte le sette che troviamo in giro per il mondo funzionano in questo modo, i gruppi terroristici funzionano in questo modo e le guerre si scatenano a causa di questo meccanismo. Perché altrimenti il singolo individuo difficilmente
accetterebbe situazioni paradossali che poi portano a disastri. Assolutamente. Mentre conglobato in un insieme di un certo tipo accondiscende, sì, forse si sente anche più protetto dal gruppo. Assolutamente, il gruppo garantisce un'identità. Ovviamente è più facile assoldare ed accorpare nel gruppo che funziona a massa i soggetti con un'identità non ancora costituita o comunque fragile, come spesso sono gli adolescenti che non sono maciste, ovviamente sono ancora in fase di costruzione. Ed è molto facile in realtà farsi prendere dal funzionamento a massa di un gruppo. Facciamo un altro esempio. Abbiamo avuto una pandemia. Dopo la pandemia si sono prodotti degli schieramenti che hanno prodotto una rabbia, una violenza l'uno contro l'altro. Ma infatti è vero, proprio indescrivibile, pandemia, sì. I no-vax contro i vax, quelli che si volevano, che ritenevano, senza parlare poi di tutte le teorie complottiste che si sono sviluppate, no? Cioè è stata la Cina, è stata l'India, vogliono affondare l'Europa. Quindi il funzionamento del gruppo davvero può diventare tremendamente pericoloso. E alcuni ragazzini possono farsi, senza che necessariamente ci sia questo leader carismatico, è il gruppo stesso che produce una specie di effetto ipnotico sul singolo, per cui le persone hanno bisogno qual è il primo bisogno dell'essere umano? Sentirsi riconosciuto e sentirsi al sicuro. E sicuramente il gruppo con effetto massa produce questi effetti. Quindi disgregando questi gruppi, isolando i singoli individui uno per uno e intervenendo sui singoli, si può ottenere qualcosa? Assolutamente sì, perché la modalità di funzionamento del singolo ragazzo, se li prendi uno per uno, non hanno assolutamente neppure quella posizione, come dire, di narcisistica, di poter dire io posso fare quello che voglio, perché un'altra caratteristica del gruppo con funzionamento a massa è proprio quello di garantire questa idea del noi possiamo fare tutto, una sorta di onnipotenza del pensiero in cui noi insieme siamo il miglior gruppo possibile e possiamo ottenere tutto subito quando vogliamo. È un effetto Però sempre con la violenza. Allora, questa è un'altra peculiarità. La caratteristica è sempre quella di come dire, escludere e non volerne sapere della differenza. Il gruppo con funzionamento a massa non ammette il pensiero divergente e quindi nel momento in cui si presenta la differenza o la si espelle oppure bisogna colonizzarla e portarla dentro e trasformarla, rendendo tutti ad uno stato di non pensiero, appunto. Simone Weil a proposito del gruppo come massa, parlava di gross animal, cioè il gruppo funziona proprio come un corpo, un organismo, sì, un corpaccione, con un funzionamento molto basico e l'unico obiettivo del gruppo con funzionamento a massa è quello di sopravvivere. Non gli importa null'altro. Ripeto, si produce una sorta di ipnosi generalizzata. Questi soggetti presi singolarmente sono tutt'altra cosa, naturalmente. Ma dall'altra parte il mondo degli adulti, delle famiglie, perché poi stiamo parlando appunto in molti casi di minori, questa è una cosa sconcertante, certo. Ragazzi, prima anche le chiedevo, sono di seconda generazione, ovvero stranieri che vivono nella nostra... Molto spesso invece sono mi diceva sono anche molto italiani, ma italiani nel senso proprio di N generazioni qui, esatto. Sì. Quindi non c'è neanche l'attenuante di dire è un gruppo che non si è integrato perché critica i propri genitori, che li hanno snaturati, tutte queste cose che si vanno a dire, no? Perché non necessariamente. Non necessariamente. A volte ci sono... La famiglia che ci stia dietro è consapevole di quello che fanno i propri figli? Beh, spero proprio di no. Quindi non c'è neanche il dubbio. Una famiglia che avvalla. Non c'è neanche il dubbio quindi che il proprio figlio, perché quando viene presentato vengono presi, so che c'è stato un caso che anche recente dove parte di questo gruppetto sono stati presi, le famiglie come reagiscono?
Molto spesso le famiglie sono assolutamente all'oscuro di quello che questi ragazzi fanno. C'è stato un caso anche a Albano Terme, no? Sì, certo, è per questo che mi pareva importante parlarne, perché questi fenomeni stanno davvero crescendo e sono inquietanti, oltre che molto pericolosi. Le famiglie molto spesso non sospettano, altrimenti dovremmo pensare che dietro a questi ragazzi ci siano delle famiglie altrettanto criminali, no? Se lo sapessero dovremmo pensare, certo. Ecco. E invece non è così, in realtà i nostri figli, i nostri giovani hanno ad un certo punto della loro vita un momento, cioè degli spazi di autonomia in cui noi non sappiamo quello che fanno, senza al netto del fatto di voler aprire tutta la tematica legata al mondo web, come dicevamo prima, e quindi i social piuttosto che i giochi virtuali e via dicendo, in cui sappiamo bene che il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, una volta a settimana c'è o un ragazzo o una ragazza che appunto certo, o tenta il suicidio o comunque fenomeni di body shaming, situazioni veramente allucinanti. Allora, come dicevo prima, c'è un'altra scena, quella in cui i giovani, no, si esibiscono, diciamo così, che sicuramente ai genitori sfugge, assolutamente. Le vittime. Vittime quando sono, dice giustamente, c'è la persona anziana che viene aggredita, la coppia di mezza età, oppure altri giovani, possibilmente isolati, perché tra bande sì, possono esserci anche delle liti, però in molti casi si divertono ad aggredire persone da sole, il ragazzino da solo, la ragazzina, eccetera. Perché viene scelta la vittima, quella persona come vittima o quelle persone? Beh, dipende dall'obiettivo. Per esempio nel caso di cui parlavo prima si trattava semplicemente di portare a casa qualche soldo. In altri casi invece si tratta di veri e propri fenomeni di bullismo in cui la vittima viene scelta. Nel caso di cui parlavo prima semplicemente è stata una coincidenza. Questi ragazzi hanno aspettato il primo che scendeva dall'autobus e hanno pensato di rubargli il portafoglio, così come accade molto spesso anche nelle strade del centro di Padova. Il primo ragazzo che passa per la strada, tutti i ragazzi ormai hanno il cellulare, lo riempiono di botte e gli rubano il cellulare. Aspetta, ma non è una cosa così tanto alla leggera, è pesante. No, assolutamente, è molto grave. E quindi restando sempre dalla parte della vittima, visto che anche lei ha una figlia e tutti i genitori, cosa che ci stanno seguendo, i nonni che ci stanno seguendo, cosa devono stare attenti? E quindi cosa consigliare, visto che sicuramente non ci seguono i ragazzini, ma almeno gli adulti, cosa possono consigliare ai propri figli per evitare di incappare in queste situazioni, oppure per capire se i propri figli magari non sono parte di qualche cosa di poco chiaro? Certo. Allora non è così semplice in realtà, no? Perché è chiaro che queste cose accadono, come dire, fuori dal cono d'ombra dei genitori, della famiglia, eccetera, eccetera. E sicuramente, come si dice spesso, oggi manca il senso di comunità, qualcosa che può assolutamente far fronte contro questo funzionamento del gruppo a massa, è l'idea di inserire i giovani in situazioni di comunità, di gruppi invece sani. Non so, mi vengono in mente, dico per dire, gli scout, piuttosto che i gruppi sportivi, piuttosto che la parrocchia, in cui può succedere di tutto anche lì, però insomma c'è sempre la supervisione di un adulto. Quando i ragazzi oggi non sono impegnati in nulla, non hanno attività che li possa come dire, impegnare in un compito che possa essere, come dire, in carne ed ossa, concreto, realizzabile, purtroppo la seduzione del mondo virtuale per un verso, di questa esposizione mediatica in cui è essenziale, come dire, comparire sui social, sul web, mostrandosi e facendosi riconoscere, mostrando un'identità forte,
diventa sempre più difficile, come dire, dare spazio a una crescita sana, no? E quindi sicuramente quando un figlio o una figlia trascorrono molto tempo lontano da casa senza avere riferimenti, senza la possibilità di parlare con degli adulti e si chiudono in una specie di mutismo in cui c'è una separazione tra loro e la famiglia, occorre sempre stare molto attenti, allerta. Assolutamente. Le istituzioni, quindi la scuola, i luoghi appunto di ritrovo, ma principalmente gli istituti scolastici, gli insegnanti, che ruolo potrebbero avere? E anche qui, perché visto che il tempo trascorso, poi stiamo parlando appunto di persone che frequentano la scuola, il tempo trascorso tra i banchi è notevole e poi è proprio quella l'occasione per creare queste masse, no? Per coinvolgere e per isolare altri o individuarli? Sicuramente sappiamo che all'interno delle scuole questo fenomeno della violenza, del bullismo, eccetera, eccetera, no, accade, ahimè, più spesso di quello che ci immaginiamo, e molto spesso è anche una forma di bullismo silente, non sempre assurge all'onore delle cronache, come purtroppo abbiamo visto nei casi più recenti. A volte c'è un bullismo strisciante. Personalmente seguo alcuni giovani che fanno un percorso che hanno a che vedere con delle problematiche di angoscia piuttosto che di situazioni depressive, in cui però molto spesso si trova nella storia di quando erano bambini o adolescenti delle situazioni di bullismo anche molto, molto impegnative, che molto spesso non vengono condivise all'interno della famiglia, non vengono raccontate agli insegnanti, non vengono raccontate agli educatori, agli educatori della parrocchia, ai vari gruppi. Perché? Perché è un po' la dimensione del trauma, no? È un po' come accade alla donna vittima di violenza. Che cosa succede alla donna vittima di violenza? Che a prevalere è la dimensione del senso di colpa. Cioè la vittima paradossalmente stuprata si sente in colpa perché in qualche modo è stata scelta, cioè perché proprio me. Quindi vuol dire che ho fatto qualcosa, senza dubbio. Ho fatto qualcosa, esatto. Ed è molto difficile, lo dico anche come psicanalista in un percorso di cura, rimuovere questa dimensione del senso di colpa nelle vittime. La vittima quasi sempre si sente in colpa e lì il trauma si fissa e produce i suoi effetti negativi anche negli anni, nel passare degli anni. Quindi con questo un po' il messaggio è attenzione che se voi genitori che siete genitori, nonni, quant'altro, siete a conoscenza, avete il dubbio che il proprio figlio, figlia, ragazzo, quello che è, abbiano subito degli atti di bullismo, la cosa non deve essere affrontata in modo profondo, perché sennò un domani questi diventano adulti e potrebbero avere delle grandi conseguenze sulla propria personalità, sviluppo della propria personalità. Quindi chiedere aiuto. Certamente chiedere aiuto, ma lo porrei anche sulla parte dell'aggressore. Perché siamo in chiusura proprio, una battuta. Sì, anche l'aggressore va aiutato. Ma era quello che avevo chiesto un po' all'inizio, che dà fastidio effettivamente dire, ma caspita, anche aiutarli, visto che già la giustizia, eccetera, che con loro sono minori, quindi non sono imputabili, tutta una serie di situazioni, però in realtà bisogna andare a trovare il problema per risolverlo e quindi dare un aiuto. In fondo c'è una fragilità. No? Esatto, infatti la richiesta di aiuto, dicevo che c'è in questo senso, sì. Dottoressa, io la ringrazio tantissimo, è sempre estremamente interessante affrontare con lei queste tematiche. Io vi invito appunto anche a rivedere la puntata, a fare delle riflessioni e considerazioni per portare un aiuto a chi lo sta chiedendo nel modo sbagliato o chi ha bisogno di averlo per non incappare in situazioni poi molto molto gravi. Buona serata, buon proseguimento.